Benvenuti in questo nuovo video, io sono Peter97, voi siete come al solito sul mio canale. Quest'oggi andiamo a fare una cosa diversa dal solito, andiamo a fare i Colli Iberici. E voi direte, i Colli Iberici? Non li hai mai fatti in vita tua? No, sono un cattivo veneto, non ho mai fatto i Colli Iberici in vita mia e questa è la mia prima volta, quindi in punta di piedi andiamo su questi colli e andiamo a sentire come sono, andiamo a vedere come sono, se sono all'altezza dei Colli Euganei oppure ancora meglio, quindi andiamo subito a testarli. Adesso siamo quasi arrivati, da quel che ho capito, alla prima parte. Ci fermeremo al santuario della Madonna di Monteberico, uno dei punti più famosi dove il buon Sinna Ghaghiri fa molto spesso le sue clip nei suoi video, e quindi andiamo a vedere anche, diciamo, andiamo a casa di Sinna, dai, diciamo così, vado a casa di Sinna. Ci rivediamo tra poco. Ragazzi, penso che questo sia l'inizio di questi Colli Iberici, dato che cominciamo a salire un pochettino. Spero di non trovare polizia o cose, dato che non conosciamo il territorio, e quindi diciamo che i punti strategici dove possono mettersi il corpo dello stato di polizia non lo sappiamo. Però comunque devo dire che anche la strada per andare non è bruttissima, perché si può fare bella a cassea, come si vuol dire, che se comunque non ci sono tante curve, quelle belle curve ampie che ci sono potrebbero risultare anche divertenti se si conoscono bene. Dai, vediamo com'è. A few moments later. Ok, io non volevo trovarmi in questa situazione, però questo capita quando fai un itinerario al volo, non conosci bene, è tutta colpa mia. Vabbè. Che noia, che barba, che barba, che noia. Che no, che barba, che noia. Comunque davanti abbiamo un altro youtuber pazzesco, famosissimo, no, famosissimi no, però comunque che anche lui si sta approcciando, diciamo, ai motovlog, è Alessandro, in arte Road to Nowhere. Io vi consiglio di andare a vedere i suoi video perché sono molto fighi, molto carini, tratta di un po' di tutto anche lui in moto, quindi vi può dare anche lui dei bei consigli e vi può far vedere anche dei bei paesaggi da fare in moto, dei bei giri da fare in moto, e non solo anche. Quindi vi ricordo di iscriversi al suo canale anche, oltre al mio, e magari anche seguirlo su Instagram, che anche lì posta sempre qualcosina di carino. Ci sta facendo lui da apripista, gli ho inviato l'itinerario, e dato che ha la sua Kawasaki Versys 6,5 era la persona più adibita nel fare strada. Adesso speriamo che si apra un po' sta strada e che sia un pelo più pulita, perché se andiamo avanti di sto passo mi ritroverò questa sera un po' di musi incazzati. Oh, questo è un bel tornante. Ha detto che le curve dovrebbero cominciare a farsi un pelo più carine. Speriamo che si allarghi anche la strada, perché se le curve sono belle ma la strada è stretta, sì, carine, però è stato fatto un itinerario così alla preputium segugi, come dico io, alla cazzo di cane, non conoscendo il posto, non avendolo visitato. La prossima volta magari sappiamo quale strada non fare. Ricco di macchine comunque anche qua, forse anche di più dei Colli Euganei nostri, perché i Colli Euganei nostri sembrano più disabitati, diciamo, ci sono meno abitazioni tutto attorno. Da quel che ho capito anche dovremmo essere anche nei dintorni del santuario di Monteberico, quindi dovremmo anche vedere Vicenza dall'alto, almeno da quel che so. Ok, qua abbiamo una motociclista
in erba, appena pronta per iniziare la stagione col botto. Sembra più da turistiche comunque questa strada qua, È tutta dritta. È tutta dritta! È tutta dritta! Oh, senza sfracellarci. Oh, tornantito un coccolino. Oh, mamma mia, che schifezza che ho fatto. Mamma mia, cosa ho fatto? Una schifezza. Questo non so, voleva prendere anche il giardino del vicino, non lo so io. Cos'è questo? Una curva, basta. Vicenza, siamo arrivati a Vicenza. Probabilmente lo scanning è finito qui. Ah, siamo arrivati a Monteberico probabilmente. Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. Oh, andiamo a vedere com'è sto monte. Comunque probabilmente non da tutta intera. Ottimo mood. Tuning. Possiamo non venire mai più? Sì. Cioè, il giro più brutto della mia vita. Sì. Già. Hello darkness, my old friend. Indasi in pista. Ok. Siamo abituati a altri tragitti noi. Oh. Bello, carino, divertente. Ok, siamo appena scesi dal santuario del Monteberico e stiamo circumnavigando di nuovo i colli. Che cosa ci aspetterà di curve e di tornanti? Da quel che abbiamo capito, facendo tutta sta strada, tutte le curve, tutte le strade dei colli iberici sono circa queste, quindi molto più turistiche, molto più da aperitivo e da grigliatina veramente. Non dico che sono bruttissime, perché comunque non sono male, però se uno va alla ricerca, diciamo, di robe un pelo più divertenti, un pelo più impostate, diciamo, non trova molto. Ok, adesso stiamo facendo questo bel paesaggio. Anche la strada non è il top, però abbiamo un bel paesaggio ormai alle nostre spalle, perché siamo ormai scesi. Piccola recensione così a caldo di questi colli iberici: sono dei colli da turistica, cioè non si può fare nient'altro, perché se vuoi un attimo divertirti un pelo di più e alzare un pelo il gomito, anzi abbassare il gomito per corricchiare un pelo più forte, qua ti uccidi, perché le strade non sono un granché. E il paesaggio è molto bello, devo dire che il paesaggio forse batte quello anche dei colli Euganei, perché guardate che bello adesso ci sta, comunque questo tratto qua non è male. E cos'altro dire? Strada tecnica, utilizzi tanto il freno motore e anche il freno posteriore per aiutarti a fare le curve. Ci sono dei tornanti un po' spioventi a gomito, quindi devi stare sempre attento, sempre all'occhio.
diciamo che se vuoi farti una bella giornata con l'amorosa, qua vai a fare il tuo aperitivino, c'è il vigneto, un bel paesaggio e potresti anche fare colpo, ecco, diciamo così. Però per magari tutta intera come sono io adesso, grattare il ginocchio e cose un po' più paxerelle, no. Niente, mi aspettavo, posso dire, un po' meglio questi Colli Iberici. Era da provare, finché non provi non puoi sapere, quindi fatta anche questa. Io sono contento di aver fatto anche questo video, di avervi mostrato anche un'altra parte del nostro territorio che è bello comunque. E per Bet97 è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, anche perché siete in tantissimi che guardano i miei video ma in pochissimi che sono iscritti, quindi cioè è gratuito, perché non lo fate. Commentate con i vostri pensieri su come sono i Colli Iberici. Magari io non ho fatto un'ottima strada, non ho fatto un buon itinerario, che è molto probabile. Noi ci rivediamo come al solito il venerdì alle 18:30 con un nuovo video. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale di Road to Nowhere, che è questo ragazzaccio con il Kawasaki Versys, al quale mi piacerebbe anche farci un test ride, vediamo se si può fare. Dopo ti dico. Niente, stavo facendo la chiusura. Ecco. Quindi se volete lasciare anche, ecco, vi saluta. Sì. Vi saluta anche lui. E da Bet97 è tutto. Un bacione. Ciao.